Dolo potrebbe anche decidere di andare a Treviso, tutto sommato. Quindi, una volta valutati i costi e i benefici, io intendo proprio valutarla con i miei cittadini questa possibilità. La rivolta dei sindaci ormai è servita, a meno 10 giorni alla scadenza più odiata, quel 18 settembre, nel quale i comuni dovranno pronunciarsi sull'adesione o meno alla città metropolitana. Primi cittadini in lotta contro una modalità che non accettano. Così, se la scorzè targata PDL ha già pronta la delibera da presentare in Consiglio per chiedere il passaggio a Treviso, la Dolo guidata dal Carroccio chiede tempo ma non si tira indietro e oltre a Padova guarda alla Marca. Dove posso io pesare di più come comune importante, mandamentale della Riviera del Brenta e portare avanti le istanze dei miei cittadini? Dove io vedrò che queste sono le condizioni, insieme al mio Consiglio, insieme ai miei cittadini deciderò di andare. La Lega Nord si ritrova a Mestre per definire punto su punto i suoi no al diktat del governo. Così come è presentata, dicono, la città metropolitana è una scatola che siamo costretti ad accettare senza conoscere il contenuto. Quali competenze rimarranno ai comuni, quale è il superente e chi spiegherà ai cittadini le novità. Per questo Dolo e altri comuni del Carroccio prepareranno una delibera per chiedere di prorogare gli effetti della legge alla fine della scadenza temporale della provincia, 1 anno per scrivere lo statuto e per indire il referendum fra i residenti. Il nemico dei ribelli è uno solo, il Comune di Venezia, che diventerà la guida di tutti, con troppi oneri. Sia il personale, sia tutti i debiti e i crediti passano sotto la città metropolitana. Se noi ci troviamo di fronte a un comune buono che ha salvaguardato qualcosa, questa parte buona andrà nei confronti della città metropolitana. Ma se noi avremo i debiti di Venezia da portare a casa, compreso il personale in esubero in questo momento, noi dovremmo accollarci anche come comuni questa incombenza. Senza dimenticare l'allarme lanciato da più parti, quello del voto democratico. I famosi 12 eletti che verranno nominati da Orsoni saranno quelli che andranno a sostituirsi a 44 sindaci che sono stati regolarmente votati dalla popolazione. Chi saranno questi fantastici 12 che verranno nominati? Ancora una volta gente che sarà strapagata per manifestare quello che invece non è il pensiero dei cittadini?